Eccomi, mi devo mettere alla luce perché altrimenti la risoluzione fa schifo. Aspettate che... ecco, mi appoggio qua. No, no, non prendere il telefono. Dai, su, Pepe. Pepe, vieni qua con me. Guarda che bella postazione video. Con le giornate nuvolose potrebbe anche starci come postazione. Comunque, su, su. Guarda là, guarda là. Guarda là. Da. Ecco, pane. Ha iniziato a perdere un casino di pelo perché ormai la stagione sta cambiando. Allora, niente, ho appena finito le pulizie di casa. No, non posso sbadigliare. Io sono stanca, oh. Chi non fa niente tutto il giorno non può sbadigliare. Allora, sono arrivata. Adesso devo farmi da mangiare. 13:52. Devo caricare l'orologio. Sono arrivata a casa un po' più tardi oggi. Sarebbe da ripitturare tutta la ringhiera qua. Se sentite rumore è perché stanno lavorando con un escavatorino piccolino. Dicevo, devo fare da mangiare, però dopo vorrei muovermi, vorrei andare a fare benzina, però utilizzando i buoni carburante che ho dall'anno scorso e non li ho ancora utilizzati, e quindi vorrei fare il pieno con quelli, visto che ce li ho, e posso andare solo a San Vito di Cadore, basta. L'altro distributore più vicino è a Ponte nelle Alpi, quindi giù a Belluno, distante. La faccenda pitturare casa è un attimo sospesa perché quel rullo non mi piace, non va bene, si spreca un casino di pittura e visto che quella costa, meglio evitare. E quindi, siccome venerdì avrò la dichiarazione di redditi, sarò per strada e mi fermerò a comprare un rullo diverso. Allora, questo non ci serve. Non vedo l'ora di non vedere più queste strisce sul soffitto. Credo imbiancherò durante l'estate alla fine. No, queste pareti qua con questa pittura le farò adesso, queste settimane. Tanto nessuno mi corre dietro, posso far con calma, Però quest'anno voglio imbiancare tutta la casa. Mi serve una pentola, solo che quella che uso di solito per fare queste robe qua è occupata, cioè è da lavare. Potrei lavarla, ma no, ne prendo un'altra. Questo, pollo e patate alla diavola, quindi si chiama come gli altri, degli altri marchi. Confezione in carta riciclabile, pollo e patate 100% italiani, pronto in 9 minuti, già condito. Siccome è carta, si strappa. Allora aspettate un secondo, mettiamo via. Devo mettere via il resto perché sennò qua dovrebbe starci. Sì, giusto ora, più o meno. Sarebbe stato meglio un pelo più grande. L'aspetto è questo: il pollo, i pezzi di pollo e le patate, e questa qui ad esempio è la salsina, quindi normali, semplici. Adesso bisogna aggiungerci l'acqua e poi lasciare cuocere. Beh, visto che ci sono, vi faccio vedere anche i valori nutrizionali, se vi interessano, di questo piatto già pronto e gli ingredienti. Vedete, fa vapore, fa tutta questa salsina che è buona, quindi non è proprio per niente uguale agli altri polli alla diavola. Ciao, cosa vuoi, la pappa? No, ce l'hai già la pappa. Pepe, pappa, non è vero. Anche oggi è tutto nuvoloso. Oggi il sole non si è proprio visto. Anzi, gocciolava anche a una certa. Guarda. Quando tocco il cassetto. Cosa c'è là dentro? Ah, sei sicuro? È lì in quel cassetto? Su, guarda, dai, vieni a vedere. Ecco qua. Ti interessa? Questo qui? Esatto. Quello solo quello?
O ti interessa anche qualcos'altro? Sì, ragazzi, ho un Game Boy originale. Chissà quanto vale. Non lo so. Guarda qua cosa c'è, guarda. Dov'è? 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 Cerca, cerca. Cerca, cerca. Cerca, 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 cerca. Dov'è? Dov'è? Cerca, cerca. Sta cercando il pallino. Dov'è? Dov'è? Cerca, cerca. Cerca. Dov'è? Dov'è? Guarda, Bubi. Bubi, guarda. Qua. Qua. Dov'è? Cerca, cerca, cerca. Giù, 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 qua, qua, qua. Bubi, Bubi. Qua. Cerca, cerca. Dov'è? 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 Pepe. Si è andato a sbattere. Pepe. Dov'è? Non è lì, non è lì. È per terra. Pepe. Pepe e la passione per il laser, per il puntino. Ho dovuto tirare sui capelli, mi davano proprio un fastidio, ma io non li sopporto più. Devo accorciarli di nuovo perché sono già cresciuti tanto. Qua abbiamo quasi fatto, eh. Ah sì, devo mischiare. E questo è il risultato. Ho fatto un po' di crosticina. Ci sarebbe dovuto essere il sughetto, ma si è asciugato. Forse l'altra volta non avevo fatto asciugare abbastanza. Forse dovrebbe essere così. Comunque è un po' diverso rispetto... Anche come gusto è un po' diverso. Poi non so come ingredienti, come sia. Non ho mai guardato gli altri. Comunque basta così. Pronto? Gatto con gli Steve. Lui è antico. Lui è anche molto antico. Lui era arrivato qui nel 2009. Però era già adulto. Quindi è antico anche lui. Micio beige. Oscar. Ciao, Bue. No, vieni qua. Mau. Ciao. Vado a prendere un po' di legnette sottili per fare fuoco. Sottili? No, per fare fuoco. Per accendere. Vero, Bue? Meglio. Prendi la cetolina, va bene? E sti della pappa. Ma gliel'avevo già data prima, eh. Ma lui è furbo, cioè lui mangerebbe tutto il giorno. Fa 3 pasti. Ma non sempre qua tutti i pasti, quindi dai, poretto. Vero? Aspetta che vado a prendere la legna, amore mio. Aspetta. Eccomi qua. Sono riempita di resina. Che buona. In dialetto si chiama rasa. Aspettate, sì, resina è in italiano. Rasa. Tutta che appiccica. Come la colla. Non avete colla? Prendete la resina degli alberi. Uguale. E profuma. Via, 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 via. Dai, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Che gatti. Beh, accendo un po' di luci perché questa casa è proprio buia. È buia, buia, buia. Tutta una luce. E se avessi ancora più lucine, accenderei ancora di più. Adesso devo mettere a caricare il telefono perché... Ciao, non scarico di più. Ma è sporca la fotocamera. È tutto opaco. È decisamente sporca. Va bene. C'ho anche la bustina che ho dato prima a Bue Grasso, ecco. La prova che gli ho già dato da mangiare. Ma che lui è furbo. Vado a fare qualcosa. Questa è più alta.
Vi ho detto che io non sono in grado. Dovrei fare il microblading, però non qua da me. Devo vedere se in Veneto ce n'è una brava che fa sto lavoro qua, se no io sono disposta ad andare fino a Milano, Però cioè, voglio controllare prima che, secondo me anche qua in Veneto c'è qualcuno di più vicino, perché andare fino a Milano, beh, io sarei disposta. Tipo, il primo tatuaggio io l'avevo fatto a Lecco, che io dico Lecco, in realtà è Lecco. Ecco, sì. L'avevo fatto lì, da un tatuatore dei personaggi famosi. Avevo fatto. Quello qua sulla spalla. E per i miei 18 anni ero andata lì a farlo. Ma perché ero lì in vacanza, cioè lì, ero a Mandello del Lario. Ci sarà qualcuno che mi segue da lì, no? Non lo so. Da lì, da Milano, dintorni. Ecco, ero a Mandello in vacanza con mia nonna. E no, in realtà in vacanza sì, barra per un matrimonio. E ero andata lì con mia nonna. Non mi ricordo più se era il giorno del matrimonio o il giorno prima del matrimonio che avevo fatto il tatuaggio. Forse qua su YouTube c'è qualche video, ma non credo. Non facevo video così, vlog. Ma sì, no, non facevo vlog, era il 2008. 18 anni, no, non facevo vlog ancora. Non era neanche nei miei pensieri fare YouTube, per cui non ci sono video, assolutamente no. Quindi questa forse è una novità per voi, non lo so. Comunque ecco, ero andata lì per un matrimonio sul lago di Como e bello quel matrimonio, quello è stato veramente bello in una villa sul lago. Bello, bello. Quello è stato veramente una bella festa. E boh, vado a fare qualcosa, se no arriva alle 9 di sera come niente.